rosica magari un filo sotto perché sono due figli di Paccia dei Greppi, però sono dei cavalli utili, simpatici e anche veloci al via, per cui è una corsa più incerta di quello che dicono le quote secondo me. Seconda corsa dal Savio, il Memorial Azeglio Vicini, una corsa per puledri di 2 anni, sono in 6 al via. 1 Dawson dei Greppi Antonio Greppi, 2 Davos dei Greppi Alessandro Dettoris, 3 Detto Fatto Laumar Roberto Vecchione, 4 Dalia Lud Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, 5 Denzel Treb Cesare Ferranti, 6 Dina Vald Gabriele Ballotta. Favorita in chiusura Dalia Lud con VP dell'Annunziata, il numero 4. Si ritrae Denzel Treb, si è già ritratta in precedenza Dina Vald. E si parte con la rottura di Detto Fatto Laumar e di Davos dei Greppi, così allora va davanti in 1 metro Dalia Lud nei confronti di Dawson dei Greppi secondo. In terza posizione a largo intervallo c'è Denzel Treb che precede Dina Vald. Si completano i primi 200 metri di corsa con all'avanguardia Dalia Lud che rallenta subito il ritmo, 14,9 per i primi 200 metri. Vantaggio Dalia Lud nei confronti di Dawson dei Greppi, si riavvicina gradualmente Denzel Treb che si trascina sempre di Navaldo. Questi 4 superstiti dopo 400 metri, una frazione in 16,5 che porta i 400 a 31,4. Sulla curva di sinistra Dalia Lud in vantaggio, Dawson dei Greppi secondo alla corda a precedere Denzel Treb, quindi ancora Dina Vald. Primi 600 passati in 48 e spiccioli, una frazione intorno al 17 per la piegata, e davanti alle tribune allora tende a muovere al largo Denzel Treb. Dalia Lud ovviamente accelera per cercare di mettere in difficoltà l'avversario dichiarato sulla carta, che avanza all'esterno apparegliando Dawson dei Greppi. 1,4 per il primo giro di Dalia Lud che è in vantaggio nei confronti di Dawson dei Greppi, di Denzel Treb al largo e di Dina Vald alla retroguardia. Dalia Lud che continua ad allungare, Denzel Treb che cerca di agganciare la battistrada che è leggermente richiesta a 400 metri dalla conclusione, la dritta di là passata in 14,8 e Denzel Treb attacca severamente Dalia Lud, la mette sotto pressione, mette mezza figura avanti all'avversaria, si muove Dawson dei Greppi perché ha capito che la schiena di Dalia Lud non è più quella buona ma è quella di Denzel, quella buona. L'ultima curva passata in 15,5 da Denzel Treb che è in vantaggio, se la deve vedere con Dawson dei Greppi che prova ad attaccarlo al largo, è in vantaggio Denzel Treb e sta staccando. Questo è un cavallo buono, signori. Denzel Treb passa, chiude, vince facilissimo nei confronti di Dawson dei Greppi al terzo Dina Vald e strappa anche gli applausi della tribuna. 29,4 la chiusa, 2,4 scarsi il totale, 1,17,5 alla media al chilometro. Cesare Ferranti, massimo compagno, Mauro Prospero, la connection di questo figlio di Nanzio e Farsalo Egral, fratellastro di Ringo Starr Treb, che fa 2 su 2, 2 corse, 2 primi, una a luglio e una ad agosto. Lo riattenderemo, vediamo se a settembre o ancora prima. Di certo questo è un buon prospetto, il successo di Denzel Treb e Cesare Ferranti.